Mercoledì 22 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Olimpiadi 3 indagati, bufera su Milano-Cortina 2026, accuse all'ex amministratore delegato Vincenzo Novari, al manager Zucco, a Tommasini di Vetria, sospetti anche sulla scelta del logo. Favori per 1,9 milioni di euro, il valore di 3 affidamenti aggiudicati da Vetria e Kibit per la gestione dei servizi digitali legati ai giochi. Quello emerso finora è un sistema messo in piedi dai 3 indagati per favorire l'affidamento delle gare relative al cosiddetto ecosistema digitale a Vetria in cambio di somme di denaro e altre utilità per Novari e Zucco. Nella gestione quasi personalistica dei giochi rientrerebbe il tentativo di Zucco di pilotare l'individuazione del logo olimpico per interessi di carattere personale non altrimenti giustificabili. L'approfondimento di Berlinghieri da pagina 2 a pagina 3. Corruzioni e gare truccate, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della Fondazione, ovviamente in questo caso a Milano. Lettera ai comitati, Malago replica agli ambientalisti, noi agiamo con trasparenza, altro richiamo in questo caso sempre riferito alle Olimpiadi 2026, il presidente del CONI invia una lettera alle 20 associazioni che a Pieve di Cadore avevano sottoscritto il manifesto sulla trasparenza dei giochi. E ancora il sindaco ampezzano Lorenzi, efficaci protocolli per il controllo delle operazioni. Sorpresa e amarezza a Cortina per l'esito dell'indagine in corso, però, aggiunge il sindaco Lorenzi, siamo rassicurati dal fatto che la vigilanza c'è ed è puntuale. La foto di copertina è dedicata al maltempo in provincia di Belluno, danni contenuti in provincia per il maltempo, ma a Valpore di Seren del Grappa il top delle precipitazioni in Veneto. Ghiaia e detriti intasano il Diebba, come si può vedere da questo scatto. Ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi i numeri della sanità, lista di attesa, più di 3.000 le prestazioni da smaltire, l'approfondimento di Dallanese a pagina 16. E ancora Lacci lungo il torrente, trappole per i lupi, Limanese a processo, l'approfondimento di Aliprandi a pagina 24. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano è identica a quella che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ombra sui giochi, giusto indagare, Olimpiadi e l'inchiesta per corruzione. Il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi: non ci fa piacere ma noi siamo sereni. Sarebbe stato meglio avere più notizie certe sull'evento del 2026, però a questo punto si faccia piena chiarezza. L'approfondimento di De Boni di Di Bona, a pagina 3. Altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: chi l'ha aggredita voleva ucciderla ma il caso è chiuso. Nel 2021 donna presa a bastonate a Castoi, il GIP archivia, aggressione senza colpevoli. L'approfondimento di Bonetti a pagina 5. Feltre, il figlio disabile in RSA spostato in un altro centro. Il figlio disabile trentenne in una casa di riposo, l'appello della madre che chiede alle istituzioni una struttura adatta che prevede attività. Lì si sta spegnendo. L'approfondimento di Scarton a pagina 7. E la provincia di Belluno si sta tingendo di rosa, sta arrivando il Giro d'Italia, sono giorni di attesa per il Veneto e per la provincia. Un vento rosa sta per travolgere in date diverse 3 località di interesse bellunese. Per iniziare un Gran Premio della Montagna a Lamon domani, con i corridori che daranno spettacolo passando per Feltre e continuando verso le colline del Prosecco. Venerdì un'appassionante salita oltre i confini carnici con l'arrivo a Sappada. Sabato il Gran Trionfo in Alpago con una partenza incorniciata sulla sponda del lago di Santa Croce. Quello che è certo è che, confidando nel bel tempo, gli spettatori faranno meglio a essere puntuali già a partire dal mattino. L'approfondimento di Vecellio a pagina 2. Belluno, Alto Agordino, un'ambulanza per l'estate e presidio rinforzato a Cortina Auronzo. L'approfondimento a pagina 5. E ancora da Belluno la Camera di Commercio potenzia l'ITS Academy. L'approfondimento di Fontanive a pagina 6. Pieve di Cadore e Associazione Parkinson al fianco di chi si trova solo. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 10.
E la foto di copertina è dedicata a una tragedia avvenuta in Lombardia, ma che ha interessato un giovane con una discendenza bellunese, Sedico, scomparso nell'Orido mentre faceva canyoning, tragica fine nel torrente, muore architetto 33enne. La comunità di Sedico si stringe alla famiglia di Alessandro Dallò, un giovane che nella natura scoperta proprio in Valbelluna vedeva il proprio futuro. Appassionato di canyoning e di torrentismo, avrebbe voluto farne il suo mestiere. L'approfondimento di Vecellio lo troveremo a pagina 5 e la foto appunto è dedicata al giovane Alessandro che vediamo in questo scatto. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, sci, Elena Dolmen non gareggerà più, troppo gravi le conseguenze dell'ultima caduta, l'approfondimento a pagina 11 a firma di Tavosanis. Calcio, Dolomiti, Alcides firma per altri 2 anni e blinda la difesa, si parla in questo caso della Dolomiti Bellunesi in Serie D, l'approfondimento di De Bon a pagina 11, ancora Ponte nelle Alpi, la storica officina Sommavilla lascia Cadola dopo 77 anni. Spazi troppo angusti, così dopo 77 anni e successivi ampliamenti la storica officina Sommavilla si sposta a Santa Caterina, non lontano, l'approfondimento di Santina, pagina 9. Ed entriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, spazio al Giro d'Italia che sta entrando dal vivo nel bellunese, l'attesa dalla Mona a Feneri, il feltrino si dipinge di rosa, a Beccarò il Gran Premio della Montagna, in città chiusure divieti dalle 8 alle 11.30, partenza alle 13.10, ma attenzione al maltempo, palloncini e accoglienza al Giro in tutta l'area. Ed ecco le tappe che interesseranno la provincia di Belluno, parliamo della 18ª tappa, Fiera di Primiero, Padova, sono 178 chilometri e il passaggio in provincia di Belluno lo vediamo proprio all'inizio, siamo appunto alla Mon, passerà per Fonzaso, per Feltre, per Carpen e poi per il ponte di Fener per passare a Valdobbiadene. La partenza quindi è fissata per Fiera di Primiero e l'arrivo a Padova. La 20ª tappa invece che interesserà sempre il bellunese e sarà davvero la tappa della provincia di Belluno perché la partenza è in programma in Alpago, l'arrivo sarà a Bassano del Grappa, 184 i chilometri, questo sarà il passaggio del Giro d'Italia con partenza appunto dall'Alpago, passerà per Nove, Vittorio Veneto, Riviere Lago e dopo via via fino ad arrivare appunto a Bassano del Grappa. Abbiamo la tappa 18, la cronotabella, troverete appunto tutti i passaggi e l'ora prevista della carovana, vedete che si parla di Ponte Oltra, Galleria, Lamon, Ponte Serra, Fonzaso, Seren del Grappa, Feltre, zona industriale Villa Paiera, Carpen, Quero e Ponte di Fener e la stessa cosa in Alpago e poi si passerà direttamente in questo caso in provincia di Belluno per raggiungere Bassano del Grappa. Dalla cornice del lago di Santa Croce ai tornanti del massiccio per ben 2 volte. La sfida della Carnia e l'arrivo a Sappada con omaggio a Bieton. L'approfondimento appunto dedicato al Giro d'Italia in provincia di Belluno vi aspetta a pagina 2 del Gazzettino di Belluno. E adesso invece le indagini che interessano le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, verifiche necessarie, ora siamo più sereni. Il sindaco Lorenzi dispiaciuto per l'ombra che l'indagine getta sui giochi, ma apprezza il rovescio della medaglia, un controllo più puntuale sull'iter. Le indagini della magistratura sull'assegnazione di servizi da parte di Fondazione Milano Cortina 2026 ha suscitato vivo disappunto in Ampezzo, le perquisizioni messe in atto dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e le accuse di corruzione e turbata libertà d'incanto a carico di 3 persone, fra le quali Vincenzo Nodari, già amministratore delegato di Mico 2026, gettano un'ombra sgradita sui giochi che si apprestano e l'amministrazione comunale ne fa interprete. Il sindaco del municipio in Corso Italia, il sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi, commenta: è comprensibile che non ci faccia piacere leggere queste notizie, sarebbe meglio avere invece informazioni inerenti l'evento dei Giochi 2026, però è giusto che sia così, che ci siano verifiche e indagini. Libera insiste, dati delle opere in rete e accessibili a tutti. Vogliamo i Giochi invernali Milano Cortina 2026 trasparenti, legali, rendicontabili, e la richiesta che Libera, associazione nomi e numeri contro le mafie, formula anche oggi dopo la notizia delle indagini della magistratura sull'affidamento di alcuni servizi da parte di Fondazione Milano Cortina 2026. Lo aveva fatto a gran voce una settimana fa a Pieve in un incontro con Don Luigi Ciotti, che vediamo in questo scatto con il giornalista Gian Antonio Stella, anima dell'associazione.
Sul caso specifico non possiamo dire nulla perché nulla sappiamo, esordisce Pier Mario Fop, attivista cadorino di Libera. Certamente ci auguriamo che dalle indagini dei magistrati che sono in corso tutto si risolva, speriamo anche che in futuro non emergano altre situazioni poco chiare. Bella notizia che troviamo invece a pagina 4, maestri del lavoro, esempi di vitalità, 11 nuovi insigniti del titolo da sindaci, azienda e prefetto, esperienza in Luxottica, Galvalux, Fedon, Deon, Tofane e Idro. Il console provinciale Colferai, ottenuta questa medaglia, bisogna mantenerla, la priorità sta nella sicurezza sul lavoro. Ed ecco appunto i nuovi maestri del lavoro, Carlo Bedonto, Rosella Darolda, Caterina De Bernardo, Marco Deldin, Renato Foffano, Gianluigi Fossen, Laura Gobbis, Claudio Macagnan, Apollonia Megna, Roberto Rimoldi e Ivo Slongo. Sanità, ambulanze aggiuntive nell'Alta Provincia, il commissario USL, parliamo di Giuseppe Dalben, ha presentato ai sindaci quanto fatto nel 2023. E adesso la tragedia che ha coinvolto un giovane con radici bellunesi, siamo in Lombardia, inghiottito dal torrente che amava, Alessandro Dallò, 33enne, scomparso nell'Orido. Le sue radici erano a Sedico e anche, permettetemi di aggiungere, a Borgo Valbelluna, dove tornava molto spesso. Il padre voleva andarsene da Milano e fare del suo hobby un lavoro. Sul letto dei torrenti trovava i segreti della natura. Alessandro Dallò, scomparso mentre praticava torrentismo a Perledo in Lombardia lo scorso 18 maggio, era cresciuto nel milanese ma sentiva il bisogno di fuggire dalla città e rifugiarsi nella natura. Ricordava quel paesino dove andava a trovare i nonni, in quella Valbelluna verdeggiante a tratti misteriosa, lì da dove proveniva effettivamente il suo cognome e le radici della sua famiglia, perché i suoi nonni Giovanni Dallò e Rosalia Dalpiva avevano fatto enormi sacrifici per acquistare quella casetta tra Longano e Mairano, goduta dopo il pensionamento e prima della loro dipartita. Entrambi erano partiti da Melle per raggiungere l'Argentina e il Belgio, dove Giovanni aveva fatto il minatore. Poi si erano fermati a Milano prima di fare ritorno a quello che sentivano come il loro vero paese. Questa storia Alessandro la conosceva bene e pur portando avanti i suoi studi in architettura fino alla laurea, già da piccolo non poteva ignorare quel richiamo. La fondazione, ciò che rimarrà e anzi prenderà forma, come promette Daniele, il padre di Alessandro, è in un certo senso uno dei desideri del 33enne. Stiamo pensando di creare una fondazione con il suo nome che si occupi della sicurezza in montagna, nello specifico sul canyoning. Sarà il nostro impegno per i prossimi anni, afferma deciso papà Daniele, che continuerà a ricordare Alessandro assieme alla fidanzata Arianna, anch'essa praticante di questo sport, e ai tanti amici e parenti che gli volevano bene, compresa la comunità di Sedico, anche attraverso un impegno sociale. Era un ragazzo così buono, aggiunge, lo rimpiangerò per tutta la vita. E sempre in questa pagina un altro approfondimento: chi l'ha aggredita voleva ucciderla, ma è impossibile scoprire il colpevole, nessuna giustizia per il tentato omicidio di Castoi, l'autore resta ignoto e il caso viene chiuso. Siamo a pagina 6, 1 milione per Palazzo Pagani Cesa, la Camera di Commercio verrà sistemata per migliorare le aule dell'ITS Academy sul turismo, il presidente Mario Pozza: noi stiamo investendo per far sì che il corso rimanga a livelli competitivi. Sindacati, servono lavoratori, gli ex ACC a casa, la provocazione di Bona della Fium CGIL dopo che Confindustria ha parlato di carenza di manodopera per scarsità di alloggi. E ancora lavori pubblici, Belvedere pronto entro fine estate, sarà inclusivo e un luogo iconico, procedono spediti i lavori sull'affaccio al Piave, ecco le tappe che vi aspettano leggendo la pagina 6 del Gazzettino di Belluno. Pagina 7, aiutatemi a trovare un centro che accolga e curi mio figlio, l'appello di una mamma di un 30enne disabile ospitato in una casa di riposo, lì non ha socialità e sta morendo, va inserito in una struttura idonea. E sempre da Feltre, notizia di spalle, Telva Trail al via la gara trasporto e solidarietà, evento nato nel 2014 per aiutare la scuola, si è allargato nel tempo. Mostra dell'artigianato e parco, matrimonio vincente, il presidente Luciano Gesiot, la sinergia con Villa Binotto rappresenta un importante plus. E siamo a pagina 8, Feltre ancora, ritrovo di ex allievi e prof, l'agrario festeggia 50 anni, la grande festa sabato con la messa celebrata proprio da un ex studente, poi ricordo di Don Antonio della Lucia, a cui è intitolata la scuola e altri eventi.
Siamo a pagina 9 del Gazzettino di Belluno, Ponte nelle Alpi, Sommavilla, l'officina trasloca dopo 77 anni ma non va lontano. Da Cadola scende poco oltre la rotatoria di Santa Caterina ed è in locali più ampi. Limana, trappole per lupo in aula allo sfogo degli allevatori, giorno della difesa nel processo al cinquantenne nei guai per uccisione. E ancora da Ponte nelle Alpi 2 notizie, bambini della Casanova gelatieri per un giorno. E ancora tra Demeniche e Possamai totale convergenza di vedute. Approfondimenti in questo caso in merito ai 2 candidati alle prossime amministrative del comune appunto di Ponte nelle Alpi. Siamo a pagina 10, Parkinson, famiglie meno sole, la neonata associazione per l'Alto Bellunese ha l'obiettivo di stare vicino ai parenti delle persone colpite dal morbo. Il 1 giugno la presentazione e un momento di confronto con gli esperti e con i vari sodalizi coinvolti nella iniziativa. San Pietro di Cadore, lo IAV e il comune alleati per la rinascita dei borghi. Auronzo, via Vecellio riapre dopo si sono dimenticati un pezzettino, quindi dopo i recenti lavori di ristrutturazione, l'ufficio postale che è come nuovo. Cortina, Gustart nel libro finale La genesi di un impegno. Queste quindi le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, spazio alle notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 16, sanità bellunese, ancora in attesa 3.200 prestazioni, l'USL numero 1 è al lavoro per ridurre le liste. Il commissario Dalbene chiede la collaborazione dei medici di famiglia, l'appropriatezza delle prescrizioni fa la differenza. Via il monitoraggio dei viaggi sanitari per limitare i disagi di chi vive in montagna. E continuiamo con un approfondimento. Chi era? Stiamo parlando di Luigi Basso, siamo a pagina 18 del Corriere delle Alpi, il successore di Matteotti. Luigi Basso, nato a Feltre nel 1862, si laurea prima in giurisprudenza e poi in filosofia a Roma, tornato a Feltre, è assessore tra il 1905 e il 1914, deputato socialista per 2 legislature. Dal 1919 al 1924 verrà nominato segretario politico nazionale del PSU dopo la scomparsa di Matteotti. La cerimonia in prefettura, ecco le onorificenze, parliamo ovviamente ai maestri del lavoro, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo invece con la provincia, delega assegnata e futura le rifiuta e le tiene padrine. Manusci, il voto contrario da parte del presidente segna un punto di non ritorno, faremo una opposizione attiva e responsabile. Siamo a pagina 21, Feltre, rotatorie in ordine più curate, ci penseranno i nuovi sponsor. La modifica al piano degli impianti pubblicitari giovedì in Consiglio Comunale, l'obiettivo è estendere a negozi e imprese la sistemazione del territorio. Appello della madre di un giovane disabile, fatelo tornare a porta aperta, lì era felice, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, notizia invece da Pedavena, nuovo tetto e fotovoltaico per Malga Casera dei Boschi. Siamo a Sovramonte con pagina 23, vuote 750 abitazioni, il comune spinge per gli affitti turistici, domani in biblioteca a Sorriva una riunione per i proprietari, gli esperti di Gecko spiegheranno opportunità e garanzie. Gli juniores del Limana finanziano un ascensore per la piccola Amelia, i ragazzi donano alla famiglia 1.000 euro raccolti durante la stagione, la bambina di Fonzaso ha una malattia rara, Trezzi, lezione di vita ed è davvero una bella lezione di vita, bravi ragazzi. Sovramonte, campo sportivo intitolato a Max Slongo e rimesso a nuovo. Siamo invece adesso a Limana, fatto di cronaca giudiziaria, trappole per uccidere i lupi, 49enne a processo, l'uomo è stato ripreso mentre si aggirava vicino ai lacci con potenziali esche, stavo solo addestrando il mio cane. Studenti e costruttori edili alleati per valorizzare la pietra delle Prealpi, CFS e Folador coinvolti nel processo promosso dal Circolo Cultura e Stampa per dare nuova visibilità alla produzione bellunese. E adesso siamo a pagina 25, Tambre, provinciale 422 a Singhiozzo, sale la protesta in Cansiglio, senso alternato per chi proviene da Vittorio Veneto, poi chiusure totali. Gli operatori economici della Piana contestano i disagi per i lavori di disgaggio. Alpago, quinta elementare al centro del Consiglio Comunale, Longarone, manutenzione sociale, lavori estivi per i giovani.
Passiamo adesso a pagina 26. Opereo di Livinallongo morì sulla seggiovia, un quadro ricorderà il suo impegno sociale. Massimo Crepaz in prima fila nella creazione dell'area picnic di Brentà. La moglie Pierina: faremo qui la festa frazionale in memoria di Mamo. Val di Zoldo, 2 bacheche degli scolari per raccontare il territorio. Ancora Agordo, le liste si presentano domani. Selva Moretti, il 31 tocca a Chisalè. In altra notizia riferita alle prossime amministrative che interessano in questo caso il comune di Agordo. Falcade, parco giochi di Caviola, gara per la gestione. Passiamo a pagina 27, un ricettario ispirato ai paesaggi, gli studenti firmano Gustarte, appello del preside Lamon per i macchinari della falegnameria, la comunità ci aiuti a rinnovarli. San Vito, un passo dal cielo, primo Ciacca e casta al lago di Masigo a giugno. Sono iniziate a Formello le riprese dell'8ª serie della fiction della RAI. Il comune mette a disposizione della produzione il capannone e la scura. Vediamo in questo scatto i protagonisti di Un passo dal cielo 8 con il produttore Luca Barnabei al primo Ciak della nuova stagione. Altre notizie brevi: Perarolo, proloco nel segno delle donne, Kaufmann, nuova preside, Pieve di Cadore, protezione civile, volontari dell'Antelau, fine settimana di festa per celebrare i 40 anni. E ancora Comelico Superiore, chiusura della Carnica rinviata a martedì 28 maggio. Dalla rubrica Cultura e Società, Homo Faber a Venezia, il viaggio della vita, con la direzione artistica di Luca Guadagnino e dell'architetto Niccolò Rosmarini. Alla Fondazione Cini la sapienza delle mani artigiane racconta il ciclo dell'uomo. Dalla rubrica Giorno e Notte, Dove andremo noi, l'amicizia e l'amore cantati da Bortolini nel suo ultimo album A 2 anni e mezzo da Canzoni Sole, torna il cantautore bellunese. In questo disco uso la musica per fissare l'essenza del mio esistere. Eccoci allo sport, pagina 32, sci alpino, l'addio di Elena Dolmen all'attività agonistica, il cortinese De Zanna sbarca nell'Italia C. La discesista Cadorina ha fatto l'annuncio ieri su Instagram: non ho mai mollato, ma ho anche capito i miei limiti. Belluno prenota la festa, i Vocatici siamo pronti dopo un torneo super, pallamano, pool promozione a bronze, sabato alle 18, grande epilogo. Pallavolo, seconda divisione, Belluno promosso in prima divisione, decide il 3-0 alla Resanese. E ancora nuovo master, sportivamente Onda Blu sbancano il 24esimo Memorial al Bettiol. Orienteering, giochi sportivi studenteschi, Belluno melda al Piazza e 2 volte Pedavena i migliori con le bussole a Borgo Valbelluna. Tennis, Serie D a squadre, il debutto regala 5 vittorie alle formazioni della provincia. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani: tempo instabile con nubi più insistenti in montagna e schiarite più presenti in pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.